Ciao, Francesco Gambella con noi, signori. Qui oggi parliamo di sport, anche perché lo sport è importante. Pensate, Francesco Gambella è io direi un matto, perché lui è campione mondiale di canoa. È un canoista, è vero? Sì, 5 record del mondo. 5 record, ragazzi, signori, 5 record del mondo. Però Francesco si è innamorato della Sardegna, ma lui non è sardo. No, sono di Roma, ma sono 8 anni che questa bellissima terra e questo popolo stupendo, che il popolo sardo, mi ospita. Allora, io vorrei che anche Uccio Iodice prendesse il microfono, perché a proposito, scusate, non vogliamo, sappiamo che in questo programma c'è tanta musica, però è giusto anche dirle queste cose. Francesco Gambella, io credo meriti oltre che l'applauso, anche un plauso da parte mia, da parte di tutti quanti noi, perché anche insieme all'amministrazione comunale di Olbia e anche insieme a un grande presidente Expo Olbia, che Uccio Iodice, hanno organizzato grandi cose. Hanno iniziato lo scorso anno per comprare una canoa a dei disabili. Penso che questo fosse un sogno allora, ma è un sogno che ormai sta diventando realtà, è vero Francesco? Sì, il 3 agosto abbiamo organizzato la seconda edizione di Oltre Ogni Barriera, il Panathlon Club Olbia Costa Smeralda l'ha organizzato e abbiamo messo in canoa 40 ragazzi diversamente abili delle associazioni di Olbia del territorio, alla presenza di Daniele Scarpo, olimpionico di canoa, medaglia d'oro alle Olimpiadi in K2 con Antonio Rossi, la sua compagna di vita, campionessa paraolimpica, una ragazza quindi disabile sulla carrozzina, e che fra l'altro Sandra ha vinto nella categoria dei ragazzi disabili, anche è arrivata ha conquistato la medaglia d'argento agli ultimi mondiali in Nuova Zelanda. E al termine di questa manifestazione abbiamo raggiunto la quota necessaria, i fondi necessari per acquistare questa canoa. Prego Uccio. Sì, noi volevamo regalare un sorriso a questi ragazzi, invece alla fine ci regalano loro una forza spaventosa. Starli vicino è un'emozione unica, devo essere onesto, quindi un applauso, è partito, è bellissimo. Well, she's walking through the clouds with a silky smile, she's running around. Butterflies and zebras and moonbeams and fairy tales, that's all she ever thinks about. Riding with the wind. When I'm sad, she comes to me with 1,000 smiles she gives to me. Ciao Giuseppina. Ciao. Ti sei divertita oggi? Sì, sì. Però non sei andata in canoa. No, Perché? perché ho timidezza. Ma ti piacciono queste manifestazioni? Sì, molto, molto. Sono stata anche contenta che hanno organizzato questa cosa per i disabili, anche se dovrebbero fare molte cose di più, che ci sono barriere architettoniche, che ci sono problemi per i disabili. Io sono convinta che se fossi stata come questi gli avrei detto sì, organizzate qualche cosa. Brava Giuseppina, sarebbe da farle più spesso queste manifestazioni. Ciao. Ciao. Salutami i telespettatori. Ciao a tutti. Well, she's walking. Ragazzi meravigliosi, ci hanno anche ringraziato loro, hanno voluto prendere il microfono. Intanto mentre parliamo, noi naturalmente stiamo mandando in onda le immagini per l'appunto di questa grande giornata, ma avete visto anche poc'anzi, quando si è iniziato a parlare di questo, che abbiamo mandato proprio le immagini anche dello scorso anno, quindi 2 anni dedicati a questa grande manifestazione. Credo che sia importante, credo che manifestazioni di questo tipo servano per migliorare non solo la vita dei non abili, ma la vita anche di tutti quanti noi, perché abbiamo veramente tanto da imparare.
Assolutamente, guarda, noi non dobbiamo avere paura di guardare questa realtà perché ragazzi ognuno tocchi quello che vuole, ma la quotidianità ci può riservare sorprese più o meno belle e in questo caso questi ragazzi che sono meno fortunati di noi ci fanno capire spesso e volentieri quanto sia importante la nostra quotidianità e le cose semplici che noi ogni giorno abbiamo sotto mano, un sorriso dalla persona vicino, le cose più semplici, cerchiamo di dare valore a quelle, non cercare di andare in astronave ogni giorno. Grazie, 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 grazie.